Conoscendo nel corso di questi 3 anni di amministrazione la realtà economica, abbiamo scoperto che l'economia di Vazzola è veramente molto vivace, con oltre 850 ditte, di cui 350 del settore agricolo e tutte le altre del settore commerciale, industriale, servizi, artigianato. Quindi ci sembrava giusto verificare da quanto tempo erano esistenti. Dagli elenchi della Camera di Commercio ne abbiamo individuate 43 che sono state tramandate di padre in figlio, quindi hanno dai 50 anni in su. Gli imprenditori sono veramente molto tenaci e anche competitivi. Abbiamo imprese che competono a livello mondiale addirittura. E il settore un po' più in sofferenza è il settore del commercio al dettaglio, perché soffre la concorrenza dei centri commerciali e del commercio online. Il sostegno che l'amministrazione cerca di dare alle imprese è attraverso sostegno nelle pratiche che vengono svolte. Per quanto riguarda il commercio abbiamo fatto una scelta netta, nel senso di essere assolutamente contrari ai centri commerciali nel nostro comune. Direi che la situazione di Vazzola è una situazione positiva, nel senso che nonostante gli anni di crisi abbiamo un bel numero di imprese, abbiamo oltre 1000 imprese nel comune di Vazzola per un totale di 4.000 occupati. La fa la padrona il settore dell'agricoltura, però anche il settore manifatturiero è molto buono e un po' meno il commercio, comunque è un'economia vivace. Il valore nel territorio è innanzitutto che porta occupazione, l'occupazione porta quindi movimento di denaro, porta ricchezza, porta stabilità. Di conseguenza in un territorio come il nostro, dove ci siano dopo tanti anni ancora imprese, qua si parla quasi di 50 imprese che hanno una storia così lunga, è un dato positivo. Sono stati bravi imprenditori che hanno superato la crisi e che quindi meritano di essere festeggiati. Io credo che per il futuro chi ha investito anche in questi anni di crisi soprattutto le opportunità ci sono, le sono colte. I dati sono positivi nell'export, la contrazione è ancora data un po' dal consumo interno, però se il governo dovesse adottare alcuni provvedimenti, più risorse, più denaro, potrebbero spendere di più e di conseguenza aumentare un po' anche quello che è la spesa interna. Poi ci sono gli strumenti che possono essere dati anche dalle amministrazioni pubbliche, come nel caso delle camere di commercio che con i loro bandi, con i loro aiuti per quanto riguarda ad esempio la digitalizzazione e l'innovazione possono dare questi contributi. Un compiacimento all'amministrazione di Vazzola per questa attenzione che dà a coloro che da anni e anni sono sul pezzo e quindi complimenti a questa iniziativa e soprattutto un'attenzione da parte nostra, non solo ai nostri soci ma a tutti coloro che presidiano il territorio con le proprie attività, che siano commerciali o imprenditoriali di altro tipo, ma che oltre a fare economia fanno anche un servizio sociale perché illuminano, presidiano, una vetrina illuminata è anche ordine pubblico, sicurezza per un paese, per una via, per una piazza, così come a Vazzola, così nei dintorni. Per cui complimenti a tutti coloro che da tanti anni sono e continuano a essere sul pezzo, bravi. Perché queste aziende hanno bisogno estremamente di gente capace, snella, sveglia, intelligente e che abbia la volontà di prestarsi a imparare un mestiere, perché il mio parere è che un mestiere imparato bene ha lo stesso valore di una laurea. Con questo non vuol dire che non si deve studiare, comunque il studio è una cosa importante, altrimenti il nostro Made in Italy se ne va. Perciò l'invito che faccio io è sia alle famiglie che alla scuola, che diano veramente indirizzi concreti a questi giovani, questo sì. I nostri collaboratori che si diano il coraggio, che si diano la grintosidà del vero lavoro, quando hanno un lavoro bello come il nostro, ricco di tante cose, di colori, ricco di passioni, la nostra manualità intelligente deve essere quella, la protagonista di essere orgogliosi tutti e di far parte anche del nostro comune che tanto ci crediamo perché che dia questi valori. E ringraziamo il sindaco veramente che ci ha invitato per questa nostra vittoria di eccellenza che siamo orgogliosi di portarla qui.